Oh, perfetto. Siamo in live. Aspettiamo che incominci a entrare qualcuno. Intanto condividiamo un po' su Instagram. Intanto, non so se c'è ancora, saluto Daniele che era entrato a live ancora da iniziare. Allora. Ciao Marco, buonasera, buonasera. Ciao Massi, buonasera a voi ragazzi, buonasera a voi. Datemi soltanto un attimino per condividere la live su Instagram e poi cominciamo a chiacchierare. Ciao Federico, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Allora, aspettate un attimo che se no mi deconcentro e poi mi scordo. Allora. Live su YouTube. Perfetto. Eccoci qua ragazzi. Eccoci qua. La domanda del giorno l'avrete letta dal titolo, quindi io la rigiro a voi anche se credo di sapere la risposta, perché è un po' la risposta di tutti. Ciao Valex, ciao Vale, un bacione, noi ci vediamo giovedì. Ci sarò assolutamente. Ficcadenti out. Penso che Ficcadenti sia out da un bel po'. Tra l'altro, a quanto pare ha trovato le fortune in Giappone Ficcadenti. Non l'avrei mai detto, mai. Comunque, domanda più che lecita. Voi continuereste con Liverani? Tra l'altro mi scuso se non è uscito il video post partita di Cagliari Regina, ma non l'ho potuto registrare e comunque ci sarebbe stato molto poco da dire, veramente molto poco. Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Bella domanda, Vale, bella domanda perché girano un po' di nomi, però pare che il più accreditato sia quello ex Lecce che ha lavorato anche con Liverani. Ehm, Non mi ricordo come si chiami. Comunque sembra sia lui il futuro direttore sportivo, non di certo Sabatini. No, no, anche dopo Cagliari Regina, meno male che Cragno era una pippa. Assolutamente, assolutamente. Intanto ciao anche Emanuele. Io fossi in voi prenderei Andreazzoli finché è libero. Vale, cioè ci sta come ragionamento. Il problema è che l'ambiente Cagliari è un po' particolare e non è tanto il mister il problema, perché adesso parliamo di Liverani, però non è quello il problema principale del Cagliari. Il mister credo sia solo una diretta conseguenza, perché ci sono tanti, tanti. Ce n'è uno solo di problema a Cagliari. Sappiamo tutto, cioè sappiamo tutti chi è, però non se ne va, quindi. Ma a cosa serve il direttore sportivo? Tanto decide tutto Giulini, ma appunto, cioè torniamo proprio a quel discorso lì. Anch'io, per esempio, sarei per esonerare Liverani, perché comunque al netto che secondo me nelle prime partite il Cagliari un po' di gioco l'ha fatto vedere, poi poteva piacere o non piacere, quello è soggettivo, però un po' di gioco c'era. E andando avanti si è perso un po' tutto. E sono dell'idea che esonerarlo non cambierà mai le cose, però potrebbe dare una scossa all'ambiente, che potrebbe anche semplicemente bastare quello per far riassestare il Cagliari nella giusta carreggiata. Staremo a vedere. Un Sabatini mi piacerebbe molto, ma per il semplice fatto che è prima un uomo che ha 2 palle abbastanza grandi, cosa che a Giulini non va giù, quindi è quello il problema, sta tutto lì. Esatto, Massi, esattamente. È il presidente che dovrebbe andare via. Come mai ogni anno il Cagliari fa sempre gli stessi errori?
perché negli anni cambiano tutti, i giocatori, i dirigenti, allenatori, eccetera, eccetera, tranne il presidente. 8 anni che è così, quindi per questo dico, anche se verrà esonerato, perché continuando così verrà esonerato Liverani, il Cagliari non smetterà mai di compiere gli stessi errori. Giorgio no, perché finora ha deluso, non ha portato un gioco offensivo, ma tanto c'è quel pelato di merda alla guida e prenderemo un altro bollito come questi degli ultimi anni. Ma non è tanto quanto chi prendere, il problema è quelli che vengono a Cagliari, quanto margine di manovra hanno? Perché adesso io incomincio a chiedermi questa cosa. Io anni fa, chi mi segue lo sa, mi schierai a spada aperta, anzi a spada tratta contro Maran. Gliene dissi, scusate, di cotte e di crude. Tornando indietro, cioè adesso capisco che feci una cazzata, perché non era soltanto colpa di Maran. Buonasera, no, spero che cambino allenatore anche il portiere. Intanto buonasera a te Walter. Vi leggo tutti, ragazzi, vi leggo tutti, giuro. Anche se cambiare potrebbe essere buono per spronare i calciatori, però l'unico problema è che finché non se ne va il pagliaccio Giulini, il Cagliari non tornerà mai quello di Allegri. Ma non tornerà mai il Cagliari di Allegri, punto. Spero che Giulini venda presto, Walter, come dicono in Sardegna, bocca a Rua Santa, ce lo auguriamo un po' tutti, ce lo auguriamo un po' tutti, perché non se ne può più. Tanto ciao anche ad Alessandro, io cambierei volentieri allenatore, ma ho l'impressione che con questa società nessuno voglia venire a lavorare a Cagliari. Che è, uno dei motivi principali secondo me, perché l'atmosfera e la gestione societaria è talmente tanto opprimente che anche qualora qualcuno palesasse l'interesse di essere l'allenatore del Cagliari per qualche motivo a me sconosciuto, con una situazione del genere diventa impossibile anche fare quel lavoro, quindi c'è da tenere in considerazione anche questo. Nonostante negli ultimi tempi vedo si sta facendo insistente in nome di un eventuale sostituto di Liverani, che è D'Aversa. Staremo a vedere. A me D'Aversa non piace, però staremo a vedere. Dichiarazioni di Inzaghi uguali a quelle di Nainggolan. Stavamo trattando, ma ad un certo punto sono spariti. Capozucca mandato via perché voleva fare il suo lavoro prendendo Inzaghi. Anche sul fatto del mandare via Capozucca, io ne ho lette un po' di cotte e di crude. Nel senso, c'è chi è d'accordo e anch'io sono d'accordo sul fatto di mandare via Capozucca, però, gli vengono additate molte più colpe di quelle che veramente ha, secondo me. Ed è un po' ingiusto perché comunque a livello di, ehm, partecipare diciamo alla causa rossoblù, Capozucca non si è mai tirato indietro. Salvatore, questa Serie B è un'occasione sprecata. Dovevamo tenere la squadra pre-campionato dove c'erano 3-4 giocatori della primavera titolari e fare un progetto di crescita serio. Anche qui bocca Rua Santa. Buonasera Ale. Giulini è direttore sportivo, direttore generale e allenatore, già che ci sei, esatto. Buonasera ancora Ale. Giulini è peggio dei molluschi che si attaccano agli scogli, non ce ne liberiamo più. No, esatto, esatto. Non ce ne liberiamo più. È allucinante, anche perché a quanto pare, anche quando si va poi eventualmente a trattare un'eventuale cessione, i costi riferiti da Giulini hanno dell'assurdo, hanno veramente dell'assurdo. Bisognerebbe boicottare la società, cominciamo a non andare allo stadio come hanno fatto a Bari con i Matarrese. Sarebbe fantastico se accadesse questo. Il problema è che dubito potrà essere possibile. Dubito fortemente. Vi rispondo con ciò, argomentando ovviamente, perché non è che me lo voglio inventà così sul momento. La risposta la trovate già da voi. Ditemi quali ex giocatori, tralasciando Muzzi, è rimasto nell'attuale società del Cagliari. Io non voglio fare nomi. Vi faccio questa domanda: quali dei vecchi giocatori del Cagliari è rimasto ancora in società con il Cagliari? In buoni o brutti rapporti, quello non sta a me deciderlo. Però guardate chi è rimasto.
E quel giocatore che è rimasto, guardate che rapporto ha con la tifoseria. Nonostante la tifoseria comunque negli ultimi tempi stia dimostrando aria di contestazione. Grazie mille Walter, anche se se devo migliorare molto con l'accento, devo decisamente migliorare molto. Unico allenatore decente disponibile è Andreazzoli, ma non è detto che Andreazzoli verrebbe. È quello il fatto. Tranquillo, ciao Nico. Un bacione. Buonasera Robert. Capozucca colpe ne ha e come, mercato da 4 sia in entrata ma soprattutto in uscita. E io ti dico, il mercato in uscita quanto è dipeso effettivamente da Capozucca e o Liverani? Perché la gestione che si ha dei nostri giovani della primavera è criminosa già prima dall'arrivo di Capozucca, già da Carli. Quindi in entrata potrei anche starci, in uscita la vedo un po' difficile, anche perché in entrata secondo me Capozucca ha dovuto seguire anche dei diktat dell'allenatore. Giulini ci ha preso in giro per diversi anni, a tutti noi tifosi, è una persona indegna. Assolutamente, assolutamente. Walter, hai dato tu la risposta. L'unico l'unico nella dirigenza che è rimasto è Cossu. Non devo stare certo io qui a dirvi che rapporto c'è tra Cossu e gli Sconvols, cioè non lo scopriamo adesso. Quindi poi le mie ovviamente sono congetture, ci mancherebbe. Però ormai i vari Cossu, Agostini, eccetera, se li è bruciati Giulini inserendo anche Conti e tra l'altro, tutto quel bordello che successe con Agostini e 2 giorni dopo Conti che dà le dimissioni. È un ambiente imbarazzante quello di Cagliari, è veramente un ambiente imbarazzante. Tra l'altro non so perché sento questo orecchio che fischietta, boh, vabbè. Matte, io andrei a prendere Ranieri a casa sua a piedi, anch'io, anch'io. Peccato che Ranieri sia un signore che non lavora con presidenti che vogliono mettere le palle in testa agli allenatori e quindi Ranieri, essendo un gran signore, un signore con la S maiuscola, secondo me giustamente non verrebbe mai al Cagliari anche se lo vorrebbe tantissimo. Cioè, Ranieri è uno di noi. Ma per questioni più che logiche, secondo me è giusto e io mi auguro che Ranieri non venga a Cagliari, perché se venisse a Cagliari si rovinerebbe tutto il bene che abbiamo nei suoi confronti. Tutto. Non ha saputo piazzarli. Non sono d'accordo Nico, non sono d'accordo. Ma faccio bene a pensare che Giulini sia in malafede, pensando di rimanere in Serie B per qualche anno per non fare più investimenti importanti, alla luce di quello che è stato detto per il nuovo stadio, mi sembra veramente assurdo. Anche perché è vero, puoi permetterti di fare investimenti meno importanti in Serie B, puoi permetterti, sei costretto sostanzialmente, anche se non è del tutto vero visto che il Frosinone lo stadio nuovo l'ha fatto in Serie B. Però tralasciando questo, hai anche degli introiti molto, ma decisamente meno importanti, quindi non so quanto ti convenga rimanere in Serie B. Andreazzoli a Cagliari non ci viene neanche morto, troppo intelligente per impegnarsi in una situazione di merda come questa. Anche tu Emanuele hai ragione. Anche tu hai ragione. L'unico mister che si opponeva al Balengo pelato è stato cacciato via. Quel mister era Walter Zenga, infatti non ritornerà mai a Cagliari. Mai. Presa la patente alla fine? Yes, alla fine l'ho presa la patente. Ce l'ho fatta, l'ho presa a luglio. A luglio ho preso la patente. Concordo anch'io su Ranieri. Secondo me è difficile essere in disaccordo, perlomeno su Ranieri. Non perché io sia depositario della verità assoluta, ci mancherebbe, ma perché è proprio la logica che porta a questa conclusione. Purtroppo ti do ragione almeno finché Giulini non vende, esattamente. Esattamente. Semmai accadrà un giorno, e ce lo auguriamo un po' tutti,
Esatto, scusate ma non ero più abituato a chiacchierà da solo, quindi devo idratarmi un po' la gola perché se no non ce la faccio. Abbiamo perso tanto appeal in questi anni, ormai anche i calciatori non vogliono più venire a Cagliari e se lo fanno è solamente per cifre altissime. Vedi la Padula. Anche la Padula è un caso veramente anomalo. Secondo me è veramente anomalo il caso di la Padula. Tanto scusate, ma sta borraccia fa un casino della Madonna. Ma il problema, Matte, è che se tu vai a vedere, mettiamola così, il Cagliari Celliniano e il Cagliari Giulignano, con Cellino compravamo giocatori a poco, che a Cagliari rendevano benissimo e poi andati via da Cagliari tornavano a essere giocatori mediocri. Vedi Gedà, vedi Acquafresca, vedi Lazzari, vedi Biondini. So pochi quelli che se so salvati. Nel Cagliari giulignano andiamo a prendere giocatori famosi, giocatori con grandi nomi, giocatori importanti, pagati tantissimo, con stipendi altissimi, che a Cagliari non rendono e appena vanno via incominciano a rendere benissimo. Com'è possibile sta cosa? Vuol dire che l'ambiente ha qualcosa che non va. Il più palese ed è così, non lo so. Non lo so, cioè dai. Dai Nico, dai, tutti patentati. Vabbè, tanto se caccia Liverani arriverà un altro allenatore di merda come al solito, altro che Ranieri o Andreazzoli. Probabilmente. Io penso che alla fine i giocatori non siano del livello giusto, giocano malissimo. Nel senso che sicuramente c'è qualche giocatore che a livello prestazionale lascia a desiderare, ma quello un po' in tutte le squadre, ma non è il, tra virgolette, gioco il problema. È uno dei problemi, o meglio, è una diretta conseguenza del problema. Ranieri secondo me non è il profilo adatto e andrebbe solo a rovinare il ricordo. Esattamente, esattamente. Ma come profilo secondo me adattissimo, perché è uno con le palle quadrate Ranieri, però il suo ritorno sì, rovinerebbe soltanto il ricordo che si ha di lui. Vedi anche i vari Zola, Festa. So' un po' così, anche per esempio di Bisoli, come Bisoli allenatore non è che abbiamo ricordi fantastici, quando invece per esempio alla Südtirol sta facendo tanta roba, tra l'altro Südtirol che affronteremo sabato, quindi mi auguro che i tifosi allo stadio non ci vadano più, poi voglio vedere cosa fa Giulini, ma sì, bisognerebbe fare un qualcosa di più pesante. E più pesante intendo nessuno va allo stadio, nessuno compra merchandise, nessuno fa l'abbonamento a DAZN, a Elbitz, nessuno fa l'abbonamento a Sky. Sono cose che non succederanno. Utopisticamente parlando, neanche il fatto di, non andare più allo stadio è una cosa che può accadere, perché comunque non possiamo nemmeno pretendere che magari padri di famiglia che mettono da parte per tanto tempo soldi per andare poi a vedere il Cagliari, si vedano privata questa gioia perché noi vogliamo mandare via Giulini. È un qualcosa di difficile da incanalare in quella direzione, perché in qualche modo puoi mettere una toppa dappertutto, ma un buco ci sarà sempre. È quella la cosa brutta. Rimpiangi Cellino che sapeva pescare allenatori giovani e bravi dalla Serie C. Esatto, esatto Nico. Digli tutto, ma almeno capiva di calcio a differenza di Giulini. Infatti questo a Cellino non gli si può negare. Comunque contiamo Maran, Zenga, Semplici, Mazzarri e quanti allenatori Giulini ha mancato di rispetto. Ma se noi contiamo che all'incirca dal 2020 sono stati 6 gli allenatori del Cagliari, quindi di che vogliamo parlà? Se proprio dobbiamo fallire è meglio fallire oggi che sopportare altri 20 anni o più di sta merda per fallire poi. Mi auguro che non sia la conclusione questa, però noi diciamo sempre che a quanto pare al peggio non c'è mai fine, questa potrebbe essere la fine della fine, quindi speriamo de no, speriamo di no. Assolutamente Emanuele, salutiamo tua cognata Anna che dice: "Sono molto preparato sull'argomento Cagliari". Meno male, che c'è qualcuno che lo pensa, so' contento. No, te ringrazio te e tua cognata Anna, grazie, grazie mille.
Cellino ci ha venduti al diavolo, Cellino ci ha venduto sapendo a chi stava vendendo, perché ha detto che lo rimpiangeremo, che o meglio, che l'avremo rimpianto. Quindi direi che c'ha visto lungo. Non è nato ieri Cellino, non è per niente nato ieri. Assolutamente d'accordo, ma a quanto pare non abbiamo neanche osservatori decenti, dato che prendiamo giocatori conosciuti che non vuole più nessuno. Anche quello è vero. Anche quello è vero e bisognerebbe vedere che interessi ci sono a prendere giocatori sconosciuti, specialmente quelli ex Inter o comunque legati all'ambiente milanese. Tra l'altro non so, se a voi è capitato, avete avuto l'opportunità di leggerlo, io per esempio, a me sì, avendo l'applicazione di OneFootball, non è una sponsorizzazione, è un dato di fatto, mi è capitato quest'articolo che a me personalmente ha fatto girare non poco i coglioni, perché io provo a farvelo vedere sperando che si legga. Comunque ve lo leggo: calciomercato Cagliari, in caso di permanenza in B, possibile colpo dall'Inter. Cioè, noi siamo arrivati questo articolo è uscito il 1° novembre, quindi oggi alle 5:20 di pomeriggio, e incominciano ad uscire articoli di giornale che riguardano il Cagliari legato ad operazioni di mercato per un'eventuale permanenza in Serie B. È una cosa allucinante, imbarazzante, è una cosa veramente imbarazzante e mi ha fatto girare veramente tanto i coglioni. Infatti probabilmente stanotte registrerò un video a riguardo che pubblicherò nei prossimi giorni, perché non è possibile, non è possibile. Intanto continuo a leggere i commenti perché se no dopo rimango troppo indietro. Ciao Emalele, cosa dovrebbe accadere a Giulini per vendere il Cagliari secondo te? A quanto pare deve accadere che qualcuno faccia un'offerta che Giulini ritenga congrua. Il fatto è che l'offerta che ritiene Giulini congrua è logica se si va a vedere quali sono stati gli investimenti di Giulini nel Cagliari. A prescindere che gli si voglia riconoscere o meno, Giulini li ha fatti e hanno avuto un impatto, perlomeno sul bilancio. Però è una cifra irreale rispetto a quelle che sono le caratteristiche della squadra e le condizioni della società. Quindi bisogna che ci sia questo punto d'incontro, perché se no Giulini non venderà mai. Ciao Patrizio, buonasera a te. Adesso attendiamo i prepensionati, io lo sono già pensionato. Beato te Patri, almeno te riposi, almeno te riposi. In realtà Bisoli ci ha preso a fine anno tipo 5 partite, ne abbiamo vinte 3, di cui un 1-3 a Firenze in cui non vincevamo da 40 anni. Ma beh, se è per questo avevamo vinto anche 5-1 contro la Roma con Bisoli, quindi. Ciao Antonio, bentornato a te. Ormai dalla stagione 2019-2020 il Cagliari è entrato in questo loop negativo. Ogni anno si fanno gli stessi errori. Assolutamente verissimo. Verissimo. Niente da dire. È vero, è vero. Ragazzi, tutti gli allenatori dell'era Giulini hanno finito la loro carriera perché non li cerca più nessuno, o allenano massimo in campionati, o allenano massimo in Serie B o in squadre improponibili. Anche quello è vero. Secondo me il livello di questa Serie B, guardando tutte le squadre, è molto più basso rispetto a quando siamo risaliti. Secondo me no, secondo me è più alto. Secondo me è molto più alto e il Cagliari sta deficitando sotto molti punti di vista. Il problema secondo me è che magari retrocedere no, ma qui rischia di disputarsi un campionato totalmente anonimo, totalmente anonimo. Quando c'era Cellino decideva lui, da quando c'è Giulini decide Moratti, ma magari decidesse Moratti perché Moratti ne capisce. Moratti ne capisce. Magari. E non sto scherzando, ora li riassumo. Zeman, Zola, Maran, Zenga, Semplici, Di Francesco, Liverani e Mazzarri. Non c'è un allenatore che è andato via da noi ha fatto bene. Vero, vero. Allora non so l'unico che l'ha visto, Matte, meno male, quell'articolo m'ha fatto rabbrividì. E te pareva, ovviamente. È Moratti colui che ha scelto Giulini come presidente del Cagliari, perché il Cagliari voleva Moratti come presidente, non Giulini.
Ma il Cagliari voleva un presidente che sapesse fare il presidente e che non fosse più Cellino. Quella era la richiesta del tifoso del Cagliari mediamente in quel periodo. Però non, cioè, de male in peggio, peggio che andar di notte. Scusate la bestemmia, ma mi avveleno sentendo 'ste cose. Io non l'ho manco letta la bestemmia, però va bene, non te preoccupà. Ho avuto la stessa reazione quando ho letto 'sta notizia e penso che non saremo gli unici, Patrizio. Non saremo gli unici. Era deciso che saremmo rimasti in vita alla famosa e imbarazzante conferenza stampa di Passetti e Capozucca, mandati al macello da Giulini per poi dare le colpe a loro. Che poi anche di Passetti, come tu magari saprai, Aleandro, guardando Salotto Rosso Blu, a quanto pare è una figura anche lui molto, molto discutibile. Molto discutibile. Quello di Firenze era Festa, non Bisoli, stagione 14-15. Allora, se era Festa, era la parte finale in cui eravamo praticamente già retrocessi. Noi facciamo il campionato del Parma dell'anno scorso. Parma dell'anno scorso a tratti ha rischiato anche la retrocessione. Certo che continuando così non faremo un bel campionato sicuramente, quello è poco ma sicuro. Ma quando vedi il presidente che va ai microfoni a parlare in TV dichiarando che il Cagliari nella seconda parte di campionato è iniziato ad andare male dai primi casi Covid che c'erano a Bergamo, continua. E che dopo aver fatto 2 risultati utili di fila, dopo aver epurato Godin e Caceres, fa capire tramite le parole di Mazzarri che il problema erano loro. Ehm, io non so cosa dire, Matte. Non so veramente cosa dire. È imbarazzante, è imbarazzante. Secondo te di chi è la colpa se il Cagliari gioca sempre con i cross, cosa che prima non utilizzava mai? Me lo chiedo anch'io. Emalele, me lo chiedo anch'io di chi è la colpa. Me lo chiedo anch'io. Me lo chiedo anch'io. Non so di quale messaggio parli, Nico. Io non ho cancellato assolutamente niente, anche qui non mi compaiono messaggi cancellati, quindi eventualmente riscrivilo. Eventualmente riscrivilo. Ah, okay, avevo scritto: "Mi fa incazzare terribilmente che Primavera, Intern che la Primavera Inter, che noi stammo battendo 3-0 a 5 minuti dalla fine, va bene prenderli, i nostri invece no, mandiamoli in prestito. Ditemi cosa cazzo ha Milico più di De Sogus, Pereiro e Falco più dei Tramoni". Nico, guarda, con questo argomento, perlomeno con me, dire che sfondi una porta aperta è poco, perché, scusate. Perché è un qualcosa che io veramente faccio fatica a concepire. Faccio fatica a concepire. Avevamo una squadra che è arrivata in semifinale playoff, cioè in semifinale scudetto del campionato primavera e che vinceva 3-0 a un quarto d'ora dalla fine. Poi è stata rimontata 3-3 e passata l'Inter per posizionamento migliore in classifica, se non sbaglio. Perché non puntiamo su quei giovani? Li abbiamo regalati al Pisa. Li abbiamo regalati. Abbiamo mandato via il giocatore migliore del precampionato del Cagliari, De Sogus, per prendere un Millico che non sta portando assolutamente nulla. Boh, cioè non capisco la gestione del settore giovanile. A 'sto punto condivido il pensiero che all'Eccelso, infatti ne parlavamo anche la volta scorsa, eliminiamo la primavera, perché tanto è inutile. Se tanto poi ci dobbiamo affidare ai giovani delle altre squadre, tanto vale che da noi non si illudano e vadano subito a giocare in una squadra dove meritano di giocare. Non ne vale la pena che rimangano a Cagliari. Guardate, se si svegliano come le altre saremo fottuti. Mi auguro di no, mi auguro di no, mi auguro di no. Ma Giulini riuscirà mai a dire testuali parole: "È colpa mia, ho sbagliato, sono un incompetente"? Sì, beato a te. Beato a te Federì, beato a te. Te l'ho chiesto di chi è la colpa perché non è possibile che il presidente improvvisamente si sia svegliato male e abbia detto da oggi in poi giocate con i cross. Ma a quanto pare è tutto possibile, Ma Lele, è tutto possibile perché stiamo parlando anche della stessa persona che il giorno prima
osanna Maran dicendo che è un ottimo allenatore, il giorno dopo lo esonera dicendo che non capisce un cazzo di calcio, quindi ci possiamo aspettare di tutto, letteralmente di tutto. Moratti figlio ha detto che suo padre era stato lui ad impedire che Riva finisse alla Juve, a me non risulta perché viveva a Roma. Non penso che comunque Riva sarebbe mai andato alla Juve. Ma i giovani manco li rivende, li regala all'Olbia. È proprio qui che si capisce che Giulini ci vuole affossare di proposito, a parer mio. E anche per quanto riguarda il capitolo Olbia ci sarebbe da stare a parlare fino a domani. Perché la gestione, per esempio, uno tra tutti, di Biancu, è una cosa che a me fa inorridire. Per non parlare anche di Pinna. Non era il terzino destro della Madonna, non era Carval, non era Bellerin, però comunque era un terzino destro secondo me di tutto rispetto, perché l'abbiamo dovuto regalare all'Olbia? Boh, perché sì, perché sì. Capradossi sta giocando bene, ok, ma che senso ha puntare su di lui e non su Obbert? Quel cesso di allenatore mettesse la difesa a 3, Obbert a sinistra, Altare al centro e Goldanic a destra. Goldanic a destra si potrà rimettere quando ritornerà dall'infortunio. Per il momento comunque la difesa a 3 dubito verrà schierata, per il semplice fatto che comunque continuo a vederla qualcosa che a me non piace, anche abbastanza inadatta a quello che è il Cagliari, e poi perché comunque Liverani gioca con la difesa a 4. Però puntare su Obbert o comunque in generale sui giovani è un qualcosa che andrebbe fatto di più. Ho parlato col vicino di casa, vicepresidente della Federcalcio, che mi ha detto che è Riva che voleva rimanere a Cagliari. Anch'io sapevo così. Sono tutti difensori da difesa a 3. Sarò io, ma a me la difesa a 3 non piace per niente. E la primavera giocava con il 4-3 con l'Umbo davanti, come la prima squadra adesso, ma avendo regalato i nostri e preso mezze scarpette. Che è la differenza sostanziale. È la differenza sostanziale. Mi dispiace un casino anche per i vari ladinetti, fanno riflettere le parole che ha scritto per salutarci. Esatto, esatto. Ladinetti che ha preferito svincolarsi e andare a giocare col Pontedera in Serie C, ma anche per esempio Marigosu che quando esordì io sinceramente rimasi particolarmente colpito perché un trequartista vecchio stile, baricentro basso, molto agile, molto veloce, una buona lettura del gioco, una buona visione. L'abbiamo dato via, adesso sta al Trapani in Serie D. Boh, non ho parole, io non ho parole. Hai mai visto Riva giocare a calcio? Se sì, cosa ne pensi? Dire che l'ho visto giocare a calcio, nì, ho visto qualche spezzone. E non è che abbia un'idea così ponderata di Riva. Non è difficile da cioè nel senso non è un giocatore anche difficilmente riconducibile a similitudini con giocatori moderni. Ma anche Curfalidis completamente messo da parte per poter far giocare gente svogliata come Nandez e Viola. Federì, anche qui c'è veramente poco da dire sulla gestione dei giovani. Obbert a 3 è fortissimo, non lo metto in dubbio, ma io preferirei evirarmi piuttosto che giocare con la difesa a 3, quindi. Sul mercato di Cagliari, sul mercato di gennaio che operazioni faresti? Giocatori più allenatori ovviamente perché il DS e il DG sono stati cacciati. Sinceramente non saprei. Cioè potenzialmente i giocatori che abbiamo adesso sono quasi tutti validi, sicuramente prenderei un portiere decente. È l'unica certezza che ti do. Perché non so voi, ma a me Radunovic non convince per niente. Non mi piace e non mi mette sicurezza. Perché al di là che fanno parte della stessa società non vedo altri motivi. Immagino tu intenda sempre l'ambiente, cioè sempre l'argomento Olbia.
sull'argomento Olbia ci sarebbe tanto da dire. Si poteva prendere Max Canzi che sta facendo bene al Pontedera, se non sono molto in palla, il precedente messaggio era incompleto. Tranquillo Patrizio, tranquillo. Comunque anche Canzi per un po' è stato allenatore del Cagliari, anche se in coppia con Lopez, però vabbè, lasciamo perdere. Ma Griggen e Janker cosa hanno in meno dei Lapadula e Pavoletti attuali? L'ingaggio. Ti rispondo così. Io voglio essere positivo, vedrai che dal nostro campionato non so quando sarà, ma andremo in Serie A quest'anno. Beato te che ci credi, Antonio, ma anche se fosse, io non so quanto convenga a questo Cagliari andare in Serie A. È quello il problema. Io ho visto Riva quando era a Roma in Roma Cagliari 50 anni fa, appena toccava il pallone, i romanisti stavano zitti. Sarebbe bello sentire i romanisti zitti. Hai saltato il mio commento e per le parole? No, Ale, non so che commento ho saltato, perdonami, so troppi e non riesco a leggerli, magari qualcuno lo salto, ma non perché non voglio leggerlo, è perché qualcuno me lo perdo, perdonami se l'ho saltato. Alessio Cragno, welcome to Cagliari, non penso che tornerà in Serie B, Cragno. Ma come mai Miro schifi tanto la difesa a 3? Ogni modulo è buono, basta avere gli interpreti adatti. Il modulo è la tela con cui ci puoi dipingere sopra come vuoi. Tradotto, posso fare calcio champagne? Assolutamente sì. Assolutamente sì. La difesa a 3 semplicemente non è un tipo di difesa che a me piace. Semplicemente quello. E non ritengo che il Cagliari al momento attuale abbia dei giocatori adatti per poter avere la difesa a 3, perché facciamo degli svarioni difensivi che hanno dell'imbarazzante. Non abbiamo un centrocampo in grado di saper fare filtro. Avere la difesa a 3, secondo me, faccio cadere tutto, è molto molto pericoloso, veramente molto pericoloso. Per quello non mi convince. Magari con altri giocatori avrei potuto anche dire di sì, seppur non mi piace, però con questi la vedo un po' difficile. L'allenatore invece terresti Liverani? Se avessi la possibilità di cambiarlo, no, non terrei Liverani. Il problema è che l'allenatore che vorrei io non verrebbe mai. Cavodio è un altro che merita davvero, serve gente che ha voglia di correre e con personalità, che salti l'uomo e che sia tecnica. Appena ci prestano non facciamo una fitta, un dribbling, zero. Ma se per questo in generale non facciamo movimenti senza palla. Cioè noi facciamo girare il pallone per 80 volte da ogni parte del campo sperando di trovare un buco senza però fare mai movimento, che è una cosa un po' utopistica. Con il 3-5-2 ma posso fare anche un calcio tutti e 11 dietro la palla. In che senso? Ah, posso fare. Era il continuo del commento, ok. Intendevo proprio l'Olbia. Ancora un po' ci fa odiare una squadra a noi amica e una città bellissima con il mare più bello del mondo. Guarda, parli con un romano, per me tutte le città in Sardegna hanno il mare più bello del mondo, quindi. Comunque sì, non me la voglio prendere manco con l'Olbia, però cioè, la colpa è dei Giulini, ed eventualmente dei tifosi dell'Olbia anche che avallano tutta questa situazione. Io non so quanto li possa rendere felici. Era finito 1-1, aveva segnato Bobbo Gori, ero in tribuna Tevere, bello. Il settore ospiti, cioè tribuna Tevere però non c'è sta il settore ospiti, perlomeno non adesso. Adesso il settore ospiti è o in curva, anzi o nei distinti nord o nei distinti sud a seconda di che giochi, cioè se la Roma o la Lazio. In teoria Cragno è ancora nostro, piuttosto che far panchina al Monza magari potrebbe tornare per 6 mesi di B e in caso di promozione restare in rossoblù. Non credo, la vedo difficile Federico. Avevamo Grassi, possibile che non siamo riusciti a trattenerlo? Lui per me poteva ricoprire benissimo il ruolo di regista e anche Viola se solo Liverani lo facesse giocare di più.
Diciamo che da Iola io mi aspetterei un po' di più e sicuramente manca di minutaggio. Grassi magari come regista no, però come giocatore di legna in mezzo al campo sarebbe stato tanta roba. Io l'avrei tenuto più che volentieri. Da quello che so un tentativo è stato fatto per Grassi, però comunque ha preferito andare all'Empoli. Ho paura che a gennaio Giulini vendi gli ultimi giovani, Lumumbu sì, niente, non ce la faccio oggi. Lumumbo, Curfaliri e Saltare. Non credo, non credo. A proposito di questo non capisco come si fa a far giocare Di Gregorio al suo posto. Scelte di Palladino e a quanto pare anche di Stroppa prima. Scusate. Giampaolo sarebbe l'allenatore giusto per il Cagliari per la risalita in Serie A. Liverani ha fatto malissimo con il Parma, dove vorrebbe andare in Serie A con il Cagliari, ma infatti Liverani non andrà mai in Serie A con il Cagliari. C'è anche da dire che Liverani sarebbe dovuto venire a Cagliari già anni fa, perché chi se lo ricorda, Liverani era stato fortemente voluto da Carli. Carli non riuscì a portarlo a Cagliari e quindi decise di portarlo poi al Parma, perché Carli andò al Parma a fare il direttore sportivo e di conseguenza propose o impose il nome di Liverani come mister e poi, come si suol dire, il resto è storia. Io voglio Ziolino Capuano che mette in riga una squadra spenta. Guarda, non so se è occupato, probabilmente Ziolino Capuano attualmente ha da fare in C, sicuramente. Ma non mi sembra che anche loro in questi ultimi anni abbiano fatto chissà quali progressi. Sempre in C stanno, perché questo perché la Serie C è inutile per chi vuole crescere ed è difficile salire. Tra l'altro, se non ricordo male, l'Olbia non naviga nemmeno in ottime acque in Serie C. Liverani deve andare via eppure subito. È chiaro che non ha il controllo dello spogliatoio e comunque è scarso. Sergio, trovami un allenatore che negli ultimi anni a Cagliari abbia avuto la gestione dello spogliatoio e se la gestione dello spogliatoio sia dipesa effettivamente dall'allenatore. Basta sì. Basta ricordarsi le dichiarazioni di Mazzarri, Bravo Miro, infatti proprio per questo Liverani rimarrà ancora qualche mese, altro che esonero. Carli, ma anche Giolini volevano Liverani. No, Giampaolo no, per carità, allenatore in parabola discendente, a fallire dappertutto negli ultimi anni sarebbe una catastrofe annunciata, assolutamente sì. Non credo che Giampaolo sia l'allenatore adatto per questo momento del Cagliari. Raja ha fatto i salti mortali per liberarsi a 0 dall'Inter e il pelato si è rimangiato gli accordi precedentemente presi. Una vergogna. Quanto servirebbe per lo spogliatoio uno così? Non nemmeno ti so quantificare quanto, perché uno come Nainggolan fa tutta la differenza del caso, secondo me. Tanto scusate, ma non mi ricordavo che fosse così tosto fare live. Che ne pensi di questi attacchi di giornalisti contro Altare? Regge quasi da solo la difesa in questi tempi, che gli attacchi ad Altare secondo me hanno dell'insensato e dell'assurdo. Secondo me cercano più di mettere la polvere sotto al tappeto piuttosto che di levare la polvere. Quoto a pieno, Ale. Ciao Nico, buon proseguimento a te. Un bacione. Vabbè, ma vogliamo parlare di Carli? Non ci capisci assolutamente niente di calcio. Comunque volevo sapere perché mi ha incuriosito chi vorresti come allenatore del Cagliari. Io vorrei Ranieri, ma con Giulini non è fattibile la cosa. Non è fattibile. È quello il problema. Ho paura che Giulini faccia bingo quest'anno. Olbia retrocede. La prima era se la rischia e noi restiamo in B e siamo anche fortunati. Per rimanere cioè considera fortunati una squadra che rimane in Serie B retrocedendo dalla Serie A. Tosta. Nessuno, mira, su questo siamo d'accordo, però dai, Liverani ha voluto il presidente
Liverani l'ha voluto il presidente credo, e comunque fa cambi scontati e non sa leggere le partite in corso. Sergio, però questa non è una cosa che l'abbiamo scoperto con Liverani, è praticamente da 8 anni e diciamo che ogni allenatore che arriva a Cagliari fa cambi tardivi, non sa leggere le partite, ha difficoltà con il modulo, ha dei giocatori in rosa, alcuni discutibili, non ha il materiale adatto. Non sono problemi che sta avendo soltanto Liverani o che sono venuti fuori con Liverani. È un problema comune della gestione Giulini, è quello il fatto. Giampaolo troppo macchinoso, peggio di Di Francesco, e poi non riesce a far bene dove c'è un bell'ambiente con una squadra messa bene, figuriamoci cosa può combinare da noi. Esattamente. No, ho l'acqua, tranquillo Ale. Il problema è che mi idrato, ma mi si secca subito a furia di parlare. Faccio pure un po' de sciacqui, magari dura un po' di più. Criscitello non mi è simpatico, ma quando dice che certi presidenti si dovrebbero esonerare da soli ha ragione. Guarda, condivido appieno il tuo commento, Sergio, sia su Criscitiello sia su quello che ha detto. Magari arrivasse Ranieri, anche se non succederà. Saliamo in A e l'anno dopo si vince lo scudetto. Si scrive Cagliari, si legge Leicester. Sarebbe clamoroso, guarda. Bello Sergio, anche perché è molto più clamoroso in senso negativo il Cagliari che retrocede dalla B alla C o che comunque si salva piuttosto che l'Olbia che retrocede dalla C alla D, esatto. Che il male sia Giolini è fuori di dubbio. Esatto Sergio. Poi è chiaro che anche l'allenatore, in questo caso Liverani, ha la sua parte di colpe, per carità, nessuno vuole risparmiargli quelle colpe, assolutamente. Però i problemi che tu hai esposto sono problemi un po' comuni alla gestione Giolini di per sé, a prescindere da chi fosse l'allenatore. È quello il fatto. Ed è per quello che dico, ok, ci posso stare a esonerare Liverani, ma quanto siamo sicuri che con l'avvento di un nuovo mister le cose possano effettivamente cambiare? È quella la domanda che io faccio. Poi è chiaro, bisogna comunque provarci, perché se mai ci provi mai lo sai. Giampaolo in Serie B andrebbe bene, ovviamente in Serie A non è adatto. Io comunque in Serie B non me lo terrei per sicurezza. Ranieri, per quanto gli voglio bene, è meglio che non venga ora, ma io mi auguro che non verrà mai più Ranieri, mai più, mai più. Ma perché poi si rischia di andare a rovinare il ricordo che abbiamo noi del mister. Ranieri ha più di 70 anni, io me li ricordo negli anni 70, lo vedevo in Roma Cagliari dalla tribuna, correva come un matto, e Ranieri è un grande, Ranieri è un grande. Non capisco perché tutti attaccate Giulini che comunque ha sempre speso i soldi per il Cagliari. Siamo sicuri che la colpa sia la sua? Secondo me gli allenatori hanno sbagliato tanto. Allora, ti rispondo così. Allora, il fatto che abbia speso i soldi, nessuno lo ha mai negato. Nessuno. Penso che sia pazzo chi neghi questa cosa. Il fatto è che li ha spesi quasi sempre male. E scusate. La colpa io non è che la voglio dare a Giulini perché mi diverto a darla a Giulini, ma è proprio una semplice riflessione, okay? Sono passati 8 anni dall'avvento come presidente di Tommaso Giulini. In questi 8 anni abbiamo vissuto 2 retrocessioni, una stagione che ci avrebbe portato quasi in Europa, dei momenti altalenanti, ma per lo più negativi, negativissimi tra l'altro, negativissimi. In questi 8 anni sono cambiati dirigenti, direttori sportivi, giocatori, allenatori, sono cambiate tantissime cose. L'unica persona che non è mai cambiata è stato il presidente. E gli errori che si commettono da 8 anni a questa parte sono gli stessi. Gli stessi. Senza contare poi le uscite mediatiche clamorose, tipo quella post retrocessione dei Giulini a Sky, o senza contare
quelli che per me sono pupazzi indossati dalle mani di Giolini, vedesi tipo Carli, ehm, 2 settimane dopo che era arrivato, entrare in conferenza stampa e dire che se il Cagliari rischiava la retrocessione era anche colpa sua. O le dichiarazioni per esempio di Giulini dicendo il giorno prima: "Maran è un ottimo allenatore, è l'allenatore che fa per noi, se ne intende di calcio", il giorno dopo lo esonera dicendo: "Non capisce un cazzo di calcio". Fa Mette un po' di dubbio questa cosa ed è lì che io do la colpa a lui. Poi che lui si sia fatto consigliare male, questo non lo metto in dubbio, però a una certa, cazzo, lo capisci se c'è qualcuno che te consiglia male, perché i risultati so evidenti. Vorrei sentire un allenatore che in conferenza stampa dica a noi tifosi realmente come stanno le cose, ma nemmeno tanto quello Sergio, perché io sono dell'idea che è giusto che i panni sporchi vadano lavati in casa, okay? Però un po' di onestà nell'ammettere i propri errori, nel riconoscere il cosa si è sbagliato. Io per esempio ho apprezzato tanto, paradossalmente, nella famosa conferenza stampa di Capozucca e Passetti, il fatto che non si siano fatti proclami. L'ho apprezzato tanto, però non ho visto nessun margine di manovra, non ho visto nessun miglioramento. Anzi, adesso siamo ritornati a delle dichiarazioni stampa che hanno dell'imbarazzante, perché quello che dice Liverani nei post partita è allucinante e meno male che io non li guardo più. Io non leggo più le parole dell'allenatore né nei pre né nei post. Assolutamente Aleandro, assolutamente. Semplice e sempre disoccupato potesse tornare lo prenderesti? Assolutamente no. Io tra l'altro avevo detto precedentemente che in realtà Semplice era a libro paga del Cagliari, però, sbagliai perché il suo contratto è scaduto a giugno 2022, quindi non è più a libro paga del Cagliari Semplice, è effettivamente libero. 4.000.000 di ingaggio a Godin, in realtà erano 2 perché gli altri 2 li pagava l'Inter, se non ricordo male, oppure erano 4 e 4. 18.000.000 per Nandez, 10 per Cerri, 10 per Marin, 1.800.000 di ingaggio a Pereiro, 1,5 a Caceres, 1 da Samoa per 6 mesi e giocare 50 minuti. Potrei continuare fino a domani mattina, esatto, esatto. Questo commento è bellissimo. Questo commento è bellissimo, Ale. Ciao Alessandro, per me non è l'allenatore il problema. Non abbiamo chi la butta dentro purtroppo. Metti una punta decente là davanti e poi ne riparliamo. Non per forza, Antonello, non per forza. Uno dei problemi è l'allenatore, uno dei problemi è il fatto che non riusciamo a fare gol, uno dei problemi è il fatto che abbiamo un presidente che ha del discutibile. Ci sono tante situazioni che poi portano a questo epilogo. Secondo me Giulini l'unica cosa che ha sbagliato è non dare spazio ai giovani della primavera, però tutto il resto è colpa di Liverani, anche perché Liverani parla a cavolo di cane. Ah, quindi anche per gli anni in cui non c'era Liverani e sono state fatte cazzate era colpa di Liverani? In 8 anni è statisticamente impossibile che sia stata sempre e soltanto colpa dell'allenatore. E le parole di Liverani non è sicuramente opera di Giulini. Incomincia a cambiare idea. Fidati, incomincia a cambiare idea, perché se tu pensi che quello che dice Liverani possa essere opera di Giulini, ti incominciano a tornare le cose. Perché dopo una partita in cui tu con la regina non hai avuto azioni clamorose da gol, se non il gol stesso avvenuto a culo perché la Padula è rimasto in mezzo a 2 difensori e è riuscito a saltà 1,5 metro e rimane in aria per 40 secondi. E se non fosse qualche azione di una de Millico, una de Capratossi e basta, e tu mi vieni a dire che hai fatto una buona prestazione, non è l'allenatore che sta parlando, è il presidente. È palesemente il presidente. Perché se l'allenatore vede questo tipo di prestazioni, tu da presidente lo devi esonerà prima de subito.
ma prima di subito, perché vuol dire che non la sta a guardà la partita. Che poi io odio quando fanno commenti del tipo: ma che partita hai guardato? Non abbiamo visto la stessa partita." È un commento che io personalmente odio. Perché ci può stare avere una divergenza d'opinioni, però le parole che sta dicendo Liverani o perché sono dettate da Giulini, e me lo auguro, o se non sono dettate da Giulini c'è un problema in Liverani, anche volendo. Se non è contenta allora perché non lo esonera? Rimaniamo lì. Se non è contento, perché non lo esonera? Oh, è lui il presidente, è lui che sgancia i soldi. Lui in questo momento sta sganciando i soldi per una persona che non sta rendendo. Ma è possibile che dopo 8 anni di merda c'è ancora qualcuno che difende Giulini? Sergio, il mondo è bello perché è vario. Se continuiamo a cambiare allenatore siamo sempre punto a capo, a parer mio. Ci vuole un bravo DS. Io prenderei Sabatini a occhi chiusi con un paio di attaccanti giovani e fisici. Alessandro, sarebbe bello prendere Sabatini, ma Sabatini non verrebbe mai a Cagliari, perché ha un carattere totalmente incompatibile con quello di Giulini. Per il semplice fatto che Sabatini, come Ranieri, non si fa mettere le palle in testa. Anzi, è Sabatini che mette le palle in testa al presidente, casomai. Ed è proprio per quello che non verrà. La cessione di De Socus mi è rimasta di traverso. In 20 minuti di gioco domenica propizia il secondo gol e per poco non segnava il terzo. Un vero talento. Sono contento che almeno a Pescara stia facendo bene. Sabatini potrebbe essere un buon DS, ma col suo carattere tempo 5 minuti e scappa via, esatto. 23 partite per esonerare Di Francesco, 32 per esonerare Mazzari. Per me Liverani rimarrà fino a fine anno, probabile. Non lo esonera perché altrimenti dovrebbe pagare 2 allenatori insieme ai 2 DS e 2 DG. Guarda, non è una cosa nuova in quel di Cagliari. Anzi, ci sono stati periodi in cui avevamo 3 allenatori a libro paga, con stipendi nemmeno poco pesanti, quindi non penso sia quello il problema. E poi non è per cattiveria. Sicuramente la Serie B offre meno introiti, su questo sia chiaro. Però la Fluorsid, che è la reale proprietaria del Cagliari, non è Giulini, è la Fluorsid, ha un utile netto di mezzo miliardo di euro. Quindi punti di vista, Sergio, secondo me il mondo è bello perché è vario. Per non parlare di Lopez, anche di Lopez. Peggio che andar di notte, come si suol dire. Peggio che andar di notte. Lo esonera a 3 giornate dalla fine e poi chiama Filippi dalla primavera. Esatto. E Filippi dalla primavera dirà che dovremo affrontare 3 finali. Vabbè, ma ormai a Cagliari ne abbiamo sentite di ogni. Veramente di ogni. Imbarazzante. Veramente imbarazzante. Detto questo, ragazzi, io andrei in chiusura, visto che ormai è praticamente 1 ora che siamo in live. Io ho la gola veramente a pezzi, non ero abituato a fare live da solo. Perdonatemi, devo ricominciare a prendere il ritmo. Detto questo, io vi avverto, probabilmente a giorni dovrebbe uscire un video sullo skin che vi ho fatto vedere prima, quindi rimanete aggiornati. Domani, per chi fosse interessato, sarò in live su Twitch a fare un po' di partite su PES. Per chi fosse interessato e vuole passare, trova il link qua sotto in descrizione. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Bella, regà.